Buonasera a tutti, BC TV, oggi è 9 di maggio 2020, Kimbe. Scusate per ieri, ma non è stato possibile, che le siete nuove, a provare lo impegno. Insomma, mi sono già, non ho capito manco sul tempo, devo avvisare chi non è andata in onda. Bene, andiamo a recuperare oggi. Vamos a recuperare, intanto cominciamo, può dare un'occhiata a Saida, ecco, questa è la fotografia che io in Palasa, io insomma, un simbolo dove Saida, la torre e poi questo agglomerato, insomma, che abbiamo che bisogno intorno a questa torre. Non che poi diciamo come si presenta Sadie, è bello luminoso, zucchero, non è belle che trasparente, si va presentando in fondo, questa è anche non in fondo come sono un pacchetto così corto. Ecco questa sensazione, questa nuggetta è come la zucchino o un pacchetto sopra in questo momento. Iremo ritornare su Saravallo oggi non era da 24 gradi temperatura massima, 13 gradi la minima, il sole preno viene da Saldecchia e poi questa nuggetta si incavassana e coccolato per tutto la via. Crasa, Martisi, ripresenta da Mudinanne Vinasa a Sasunni che poi una trischiera verso mezzodia e poi cominciata a spalazzare coccolato viene da Salvatore e poi spalazzato da Salvatore in poi, da Schimbe in poi. Bene, andiamo a stoccamento, so da dare, non sono in ordine, ma intanto vabbè, damolo. Allora, intanto la biologa marina, però vamos un toccamento ed oro che non è stato dato ieri, che devo dare, insomma. Scusate, ma non me l'ha caricato, so idenne, quindi io come hanno a lo caricare prima che sia ecco qua. Un attimino, caro, carichiamolo, caro, vedete che non veste partito. Ecco. Mi dispiace che già ho sbagliato una cosa, che non che l'ho pubblicata in ritardo, che l'ho pubblicata a Manzano, ma è in una pagina diversa. Purtroppo capita pure questo. Io ho tante pagine a disposizione, capita, ecco qua. Torniamo in dai secolo, toccamento del dolo, a 86 anni, in che è morto Giovanni Andrea Ciccolini, con noto Nenneggio, Ciccolini, frate del Subiato del Vitto, poi Maria, Lia, Lucia, Battestina e Grazietta. Pastore del Pizzino Minore, travagliatore e persona onesta e decoro buono. S'interro este l'11 del 9 a Sasunniki, e cioè oggi a Sasunniki, in Sacreria del Santo Iorci. Condolenze e pazienza a sua famiglia tutto da parte di BT TV, una persona veramente di remedio, come si può tenere nel medio. Ciccolini. Bene, io poi danne de cose bellas, e beste Claudia Pala, di Giuseppe, la biologa marina rientra dalla Germania, il mio futuro è in Sardegna.
Dopo una lunga esperienza all'estero, ora lavora a Oristano, dove ha fondato una startup. Cioè, una bella cosa veramente, però pubblicare tutti in tre articoli, lo potete sapere in Bizi TV. Altro appuntamento, intanto vabbè, bosamento, chi si abitesse e spettin deve ponere il 5 per 1000 su codice fiscale automista 6890, non di che 9, può rafforzare le attività dessa bittese. Andiamo a altri appuntamenti, vabbè, intanto no che torniamo a Mantovare, bello traguardo, qua tapita Antonio Castelli, chissà, soprattutto suo, Mirto Bianco, categoria Bitter Spirit, aromi principali, bacche di mirto, risultati della selezione oro, cioè primo classificato. Bisemos, una bella cosa, a bere. Bene, poi vamos a tantos appuntamentos, su 22 Stella Mea de presentare, questa biblioteca comunale, a sa 7 de 0, Stella Mea este un libro de Ciriaco Feddu e bisogna relatore Bacchirillo Bannino, Diego Carro e coordinato Marilena Oronesi. Essa presente naturalmente pure l'autore del suo libro. Una bella cosa. Aspettiamo e partecipiamo. Altre iniziative, abbiamo torre appuntamento il 25 di maggio e abbiamo un giro in moto Rex, cioè il che non si è fatto la via, se anche te è come, cioè prima iti sul Nichi di maggio, ma proito e non è stata bene la cosa e quindi si è tornata a proporre su 25 di maggio. Prezzo di iscrizione 40 euro che comprende caffè di benvenuto, pranzo BT-Rex, gadget e ingresso con visita guidata al parco BT-Rex. Si partiti ore 11 partenza, giro turistico ripartite da Piazza Sproni, Piazza Nova, adatta a tutti i tipi di moto. Poi informazione, Giorgio 331 36 50 15 122, Giancarlo 329 90 15 30 battero 800 e 11. Bene, andiamo poi a altri appuntamenti. L'appuntamento è in questo secondo memoria Clemente Biondetti, la bellissima Bugatti 35C con la quale Biondelli vinse nel 1930 il campionato italiano 1500 cilindrata davanti alla grande Nuvolari. Venite a scoprire insieme a noi il raduno auto moto d'epoca Budusò 25 maggio 2025. Però questo evento riguarda pure Vizzi che ha il suo programma del suo memorial dei Biondetti Veste Budusò Biti sabato 24, giro turistico culturale con la collaborazione della AC Acchimus, dell'associazione culturale Acchimus, visita cioè in che non sbaglio naturalmente, il romanzeso non esiste, visita al romanzeso e il sistema museale di Bitti, mostra statica delle vetture in piazza Sproni, cioè nel senso che non batta un corteo insomma a Sproni, Budusò, sosta e visita guidata al sito archeologico di Loelle e al MAC con la cooperativa Gigantes. Questo è la parte che riguarda Bisti, poi bestotto su memoria in Budusò, insomma, lì anche ne grande onore. Però su Vitti Batolo vi lo usamos in Bisti. E arriviamo come a San Nossata, era il bessi stata a est da San Nossata, non bisogna poi tornare. Allora, quindi, come vamos altro appuntamento, martedì 20, a mezzodia, Santa Messa di ringraziamento, ore 17, partenza per Bitti. Non si via che ne condiviso praticamente si degrada questo manifesto, come può compreso poi desidete de plus pacco. Bene,
andiamo da innanzi che sul giornale ed è preciso, nos occupamos de polis, lavori al via nelle poste di Lula. Il cantiere durerà 30 giorni. I residenti avranno uno sportello dedicato a BT, cioè praticamente, siccome tancata l'ufficio postale di Luvula, però lo poter aggiornare a sa struttura polis e si tancata e l'avere un sportello in bici. L'ufficio postale di via Giovanni Maria Angioi è il 41esimo ufficio della provincia di Nuoro interessato dagli interventi previsti dal progetto Polis, Casa dei Servizi Digitali. Il locale sarà ristrutturato e gli spazi completamente riorganizzati. Va avanti così l'iniziativa aziendale finalizzata a mantenere la capillarità della presenza aziendale sul territorio, rinnovando le sedi degli uffici postali e ampliando l'offerta con i servizi della pubblica amministrazione a sportello in tutti i comuni della Sardegna con meno di 15.000 abitanti. In particolare i lavori presso la sede di Lula comprendono la completa ristrutturazione e riorganizzazione degli spazi di miglioramento del comfort ambientale, l'inserimento di nuovi arredi progettati per facilitare l'accesso ai servizi e le operazioni agli importanti miglioramenti in ottica di ottimizzazione del comfort ambientale. Allora, vediamo come è organizzato. Dunque. Durante il periodo dei lavori, Poste Italiane garantirà ai cittadini di Lula la continuità di tutti i servizi attraverso una postazione dedicata presso l'ufficio postale di BT. Nel corso Vittorio Veneto, operativa secondo i consueti orari di apertura al pubblico dal lunedì al venerdì, eccetera, eccetera. Lo solito orario adesso sposta, non va più da non leggere. Bene, lavoro da innanzi che sa vittoria a meta importante del suo Castello, Cagliari è fatta 3 gol al Venezia, Costa su Venezia gelato tutto meritato, Cacanno su Cagliari che sta abbassato a Serie C, a Serie B, praticamente la gruppa è stata di su Venezia che essendo pure retrocesso non ha permesso su Cagliari di risalvare. E quindi adiós a su Venezia che come este in pericolo de incapassare, che praticamente este penultimo in graduatoria, este su Lecce praticamente tapito la fortuna di Inghere che su Torino è la morte sua, insomma, che su Lecce che anche in basso stava basato di 3 puntos dai 29, cioè dai 28 praticamente che è saziato a 31 e quindi questo è preso in alto su Venezia sempre però in pericolo. Su questo invece salvato è su Empoli che ha vinto una partita molto importante che su Monza che è ormai retrocesso. Bene, andiamo da innanzi e faiamo de attero ed è preciso faiamo de Grauso. Addio al genio di Grauso, fatto da apripista per l'informazione sul web. Cioè il suo primo nodo informatico è stato in Sardegna, video online e l'ha ideato Grauso. È morto a 76 anni Nicky Grauso, visionario, editore e imprenditore cagliaritano, sempre in prima linea nel mondo dell'informazione, sino a vestire anche il ruolo da pioniere di Internet. Nel 1975 fondò Radiolina, subito dopo battezzò le trasmissioni di Videolina. Nel 1985 acquisì l'Unione Sarda, che mantenne sino al 1999, prima del passaggio all'attuale editore Sergio Zunchedo. Nel 1994 diede vita a unionesarda.it, primo giornale online d'Europa e secondo al mondo dopo il Washington Post. Pensate un po' un pacco, un genio.
ebbe anche una parentesi politica a cavallo del 2000. Si è arreso ieri ad un male implacabile. E sì che ti però una raiata che sì che ti in cale pagina 4, 5 e 6. Pagina 4, 5 e 6. E quindi destino. Tra le tante vite di Niki Grauso, quella che ha visto protagonista della politica, che era forse la sua preferita. Per un imprenditore abituato a passare celermente dall'idea all'azione, le articolate procedure degli organi legislativi e amministrativi erano probabilmente qualcosa di troppo lontano e incomprensibile. E infatti si è gettato in quel mondo fondando un nuovo movimento, in un bel candidato vizicheso BT Gianni Campus, Istu del Bacchisio Campus, lo ex consigliere regionale, architetto Gianni Campus, che basa Dominco in Praza e Creia. La sua discesa in campo ufficiale fu annunciata il 23 luglio 1997 e come al solito Grauso, non in un modo ordinario, anziché organizzare una conferenza stampa come chiunque avrebbe fatto, si presentò invece a quella convocata dall'allora presidente della regione Federico Palomba insieme a vari assessori sul fallimento della società di forestazione Marsilva. E infatti sì, Bartapito poi è stato eletto, però pure il candidato all'esterno sbagliata che è sul nuovo movimento, non finto tu canto Santos. Aumentiamo la trascorsa del Grauso, innovatore visionario, 5 anni fa fondò Radiolina, 50 anni fa fondò Radiolina e Videolina, portò l'Unione Sarda sul web, primo in Italia. Era un cuor di leone, sentiva il suo dovere di sardo. La scommessa di Video Online, questa è una cosa, è vestita male la coppia, la fotografia purtroppo, Video Online, video in rete, tradotto, video in rete, non si lega. E comunque vabbè, è stato il primo a fare che era un nodo informatico Italia, che tutta Italia è il primo di tutto qua. Non si lega, ma ha fatto male la fotografia. Andiamo da innantesi. Che amo il primo memoria Davide Muledda, dedicato al primo cittadino scomparso purtroppo, mischino Davide Muledda, è morto prematuramente, veramente, l'8 giugno, il giorno delle elezioni comunali. Oniferi ricorda il suo candidato Davide Andrea Muledda, ad un anno dalla sua scomparsa. Il comune di Oniferi, la SD Oniferi 2023 e la Lega Nazionale Dilettanti della Sardegna organizzano il primo memoria Davide Muledda. L'incontro è previsto per l'8 giugno. A scendere in campo nel paese, tanto amato da Muledda, saranno le categorie piccoli amici, primi calci, pulcini. Davide Muledda aveva solo 48 anni ed era alla guida del paese da appena 2. Avvocato e politico impegnato e stimato, ha lasciato nei concittadini conoscenti e non un'impronta carica d'affetto e unione per tutto che tuttora aleggia in paese. Ancora oggi amministrazione, pro loco, gruppi e associazioni seguono la sua linea, portando avanti l'idea di rendere il paese più visibile. Davide è morto il 4 luglio dello scorso anno dopo una grave malattia. L'8 e il 9 giugno il paese voterà per il prossimo sindaco con l'intento di unirsi, seguendo l'esempio di Muledda. Deve aumentare veramente Davide. Allora, andiamo dal pecorino sardo, però prima di discusso la guerra del pecorino, consorzio contro regione. La politica è andata oltre. La giunta contro l'arrivo delle pecore esotiche nell'isola. In questo concordo questa giunta.
ma oggi decidono i pastori quali sono le razze migliori, ma non il Degai. Non il Degai, non deciden sos pastores. Non il Degai. Dal consorzio di tutela del pecorino romano dopo vogliono fare chiarezza perché qualcuno sta facendo cattiva informazione per fare breccia sulla nostra sardità. Lo dice Gianni Mauddi, presidente del consorzio. La tutela del territorio è un valore altissimo, ma bisogna essere oggettivi e sapere che la decisione va lasciata alla filiera intera, non il Degai, caro amico mio. Il pomo della discordia è il disciplinare di produzione del formaggio. Dopo, sull'ultima versione, la Regione ha espresso parere negativo, in particolare per la scelta di non inserire una lista che obblighi gli allevatori ad utilizzare il latte delle sole razze autoctone di Sardegna. Lazio e provincia di Grosseto, dalla sarda alla nera di Arabus, dalla comisana alla massese, della vissana alla sopravvissana passando per quella della amiata, dando così la possibilità all'introduzione di pecore esotiche. Assolutamente. Nei giorni scorsi l'assessore regionale all'agricoltura Gianfranco Satta si era espresso sulla salvaguardia della specificità della razza sarda, ma oggi però fa muro. La regione Sardegna, così come Lazio e Toscana, è stata chiamata ad esprimere un parere sulle modifiche approvate dall'Assemblea del Consorzio e non un punto di vista su ciò che dovrebbe essere modificato. Secondo l'imprenditore caseario numero 1 del Consorzio di tutela, la politica ha oltrepassato il confine, non il GAI, anche perché la prerogativa è della maggioranza del comparto allevatori, produttori, stagionatori, confezionatori aderenti al consorzio, non è il GAI. E semmai, se la politica regionale vuole avere voce in capitolo, può incidere con azioni concrete e strumenti da mettere in campo, cioè danne inari e non comandante uno tubo. Ma io sono d'accordo che l'assessore Satta. Difendiamo la nostra identità, noi non cambieremo idea. L'assessore Satta investiremo per migliorare le razze sarde. Bravo, bravo. Caccia alla pecora straniera per una giusta causa, secondo la giunta regionale. Solo caratterizzando le produzioni sarde come realmente sarde, senza l'arrivo di razze ovine esotiche e aliene, creeremo un valore aggiunto. Le parole sono dell'assessore regionale all'agricoltura Gianfranco Satta. Quando Gianni Mauddi, presidente del consorzio di tutela del pecorino romano DOC, ha consegnato il no della regione Satta, ha fatto spallucce. Non capisco perché il consorzio adesso si propone allora, non capisco perché il consorzio adesso si propone. Interpellato conferma la sua posizione e spiega: la regione in passato si era già espressa nel 2021. Il consorzio aveva inserito le razze autoctone e la regione aveva dato parere favorevole a quella introduzione e introduzione e modifica. Quindi qui è il consorzio ad essere tornato indietro. Un disciplinare di produzione del formaggio senza una lista che specifichi che le razze di pecore devono essere solo quelle autoctone per il vertice dell'assessorato all'industria non è proprio possibile. Bravo, bravo. Mauddi o non Mauddi? Burocrazia, salasso per le PMI, pubbliche amministrazioni, PMI, costa 80 miliardi all'anno. L'indagine della CGA di Mestre, i dati registrati in Italia sono i peggiori dell'UE. La regione più efficiente è il Friuli, Venezia Giulia, male tutto il Mezzogiorno. I tempi di rilascio di autorizzazioni o permessi delle pubbliche amministrazioni restano tra i più elevati d'Europa. Inefficienza totale. Ai Damo del Papa, prove di tregua nei vertici romani,
Zelensky dopo la messa vede il pontefice, poi faccia a faccia con G.D. Vance, cioè il suo numero 2 della America, tra Papa e appunto Stati Uniti. Bene, che in questo terminiamo il ritorno alle oie e non diamo l'appuntamento, torna a casa a Samatessi ora. Ponemos la sigla de tancatura. A mentre vedrete, buona tutto da Bizzi TV, adiosu e menzosu a casa a tutto campo.